Elezioni comunali, Vedelago al ballottaggio, rimonta di Giuseppe Romano, il centrodestra conquista il comune della Marca Occidentale, lo sfidanto, il civico Marco Perin, sconfitto per soli 43 voti. Romano sindaco con il 50,3%, ora al lavoro per ricostruire, dice, riferendosi al comune spaccato in due. Perin si ferma al 49,7% e attacca: sono stato tradito. La tragedia di Anica Panfili, la 31enne uccisa gettata nelle acque del Piave, la famiglia della donna supportata dall'associazione Penelope, i parenti hanno bisogno della verità. Dolore a Pieve di Soligo per la morte in Alpago del 56enne Walter Lorenzon, caduto in scooter con la moglie, rimasta ferita grave un educatore dell'USL 2 travolto in Vespa da un'auto a Motta di Livenza. Davanti al Cafoncello il lancio della raccolta firme della CGIL per chiedere un piano straordinario di assunzioni nel settore pubblico, a cominciare dalla sanità. Il sindaco Conte ha pronta la giunta, nell'attesa lancia Bike to Work. Dal 1° giugno in 18 comuni un buono speso per chi decide di andare a lavorare a piedi o in bicicletta. Nel reparto di geriatria il piccolo Antonio Pavan, 9 anni, suona il pianoforte per gli anziani ricoverati. Direttore generale Benazzi, un'ulteriore occasione di cura non solo per il corpo ma anche per lo spirito. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che arriva dopo la lunga maratona iniziata nel pomeriggio per seguire l'esito dei ballottaggi nella Marca. Occhi puntati su Vedelago e allora con la tabella vediamo subito com'è andata. Ringrazio la regia per la grafica e allora a vincere è Giuseppe Romano con il 50,3% delle preferenze, candidato del centro-destra. Si ferma al 49,7%, lo sfidante il civico Marco Perin. Entrambi sono con il nostro Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto per, speriamo, una stretta di mano davanti alle nostre telecamere. Buonasera Lucio. Buonasera ai telespettatori di Antenna 3, in diretta la stretta di mano tra il sindaco e il vice sindaco uscente. Prego, una stretta di mano per dire che cosa? Per dire che si ricomincia da qua per Vedelago, perché 43 voti vuol dire che c'è un paese da rimettere insieme. Cominciamo con il sindaco. Sì, c'è sicuramente un paese da mettere insieme, c'è una comunità da ricostruire, per cui credo che dovremo andare in quella direzione, quello di parlare per l'interesse del paese, per l'interesse di questo comune, che è un grande comune, è il comune quasi più grande territorialmente della provincia di Treviso, quindi dobbiamo ripartire sicuramente da lì. Il dialogo è la prima cosa. Ma guardi, so che abbiamo lasciato un comune in ordine, potranno vivere di rendita per 5 anni con tutti i progetti che abbiamo messo in piedi. Però saranno progetti che vedrete insieme, perché dall'opposizione e dalla maggioranza cercherete di portare avanti, giusto? La maggior parte sono già appaltati, quindi non dovranno neanche fare tanta fatica. E quindi, diciamo, il lavoro è già iniziato, bisogna solo continuarlo. Guardi, a me le polemiche non interessano per nulla, c'è da lavorare e ci facciamo sulle maniche e andiamo in quella direzione, la direzione di dare risposte a un comune. Democraticamente si è fatta una scelta e io accetto, avrei accettato anche le scelte di altri, per cui le scelte sono scelte, democrazia è democrazia. E poi c'è un coinvolgimento, mi pare che lei voglia coinvolgere il sindaco uscente anche. Io l'ho detto subito che avremmo fatto la consulta dei sindaci, nella consulta dei sindaci c'è anche il sindaco uscente, se vuole partecipare come se vorranno partecipare gli altri, massima disponibilità e massima apertura. Insomma, si ricomincia da qua, dove un paese ovviamente ha dato metà valore a Perin, metà valore e qualcosina in più al sindaco Romano. Si ricomincia da qui e noi ricominciamo con una nuova stretta di mano, perché così dimostriamo che si ricomincia tutti insieme. Prego. Ciao, grazie. E con questa stretta di mano, Francesca, vi restituisco la linea. Grazie Lucio e grazie al sindaco Romano e grazie a Perin. Certo che questo voto non mancherà di far parlare anche nei prossimi giorni a Vedelago, ma non si è votato solo a Vedelago, perché i riflettori hanno puntati su Vicenza, dove a vincere è stato il candidato del centro-sinistra Giacomo Possamai con il 50,54% delle preferenze, 49,46%
100% per il sindaco uscente del centrodestra Francesco Rucco. E poi andiamo negli altri due comuni veneti al voto. Iniziamo con Adria. Il sindaco è Massimo Barbuiani con il 54,11%, candidato per Lega e Forza Italia e Civiche. A seguire con il 45,89% il candidato Oscar Barbierato. E poi ultimo comune veneto al voto era Sona. Vediamo anche qui con la grafica, il vincitore è Gianfranco Dalla Valentina, qui centrodestra non compatto, infatti Dalla Valentina era candidato per Lega, Forza Italia e Civiche. Il candidato di Fratelli d'Italia e Civiche, Corrado Busatta, chiude con il 48,86%. E tutti i risultati di questi ballottaggi, le voci, i commenti di vincitori e vinti questa sera a partire dalle 21:15 in diretta su Ring. Ospiti Elisa Venturini di Forza Italia, Fabrizio Boron della Lega, il senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Vanessa Camani del Partito Democratico e poi i colleghi Marco Bonet del Corriere del Veneto e poi Alda Vanzan del Gazzettino. E a proposito di sindaci neoeletti, quello di Treviso, eletto al primo turno 15 giorni fa, Mario Conte, dice che la giunta è ormai pronta. Tra 2 giorni, quindi mercoledì, ci sarà la presentazione ufficiale e il sindaco di Treviso commenta il ritratto in chiaroscuro della provincia di Treviso che emerge dalla classifica della qualità della vita per fasce di età stilata da Il Sole 24 Ore. La giunta è pronta già da qualche giorno, però per serenità ambientale e politica abbiamo atteso questo weekend. Ha preferito lasciarsi alle spalle la 2 giorni elettorale dei ballottaggi Mario Conte. La nuova giunta comunale di Cassugana, fa sapere, è già pronta e mercoledì, come già annunciato, verrà presentata. E dopo con grande serenità cominceremo a lavorare con la nuova giunta, con la nuova squadra, in base alle competenze, alle persone e soprattutto in modo condiviso con tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto. Che i giorni in più siano serviti a trovare una non facile quadra, in particolare con gli alleati di Fratelli d'Italia, è però cosa nota. La nuova compagine di giunta, Conte l'ha più volte ribadito, si comporrà di conferme e volti nuovi. Alessandro Manera, Andrea De Checchi, Gloria Tessarolo, ma chiunque entri nella nuova squadra, secondo la classifica sulla qualità della vita per fasce di età pubblicata dal Sole 24 Ore, dovrà porsi il problema di una marca che per i giovani non farebbe abbastanza. Tra le province italiane è 50esima, 29esima in relazione ai bambini, ma 10ª, e questo è un buon segnale invece, per qualità di vita dei più anziani. Oggi i punti deboli ci dicono che dobbiamo continuare ad investire nei confronti dei giovani che rappresentano il presente e il futuro delle nostre comunità, e quindi non mi spaventano le classifiche, ma ci stimolano su scala provinciale a far sempre di più per dare risposte ai giovani da un punto di vista sportivo, culturale e sociale. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio per soddisfare tutte le fasce di età, quindi laddove siamo già risultati ottimi dobbiamo continuare ad investire e laddove magari un pochino più carenti dobbiamo incrementare gli sforzi, gli investimenti per dare risposta a una fascia di comunità che io ritengo fondamentale, che sono i nostri giovani. La cronaca con la tragedia di Anica Panfile, la mamma di 31 anni uccisa e gettata nelle acque del Piave. La famiglia della donna supportata dall'associazione Penelope, che dice i parenti hanno bisogno della verità. Attendono chiusi nel dolore i familiari di Anica Panfile, aspettano di sapere presto la verità sulla morte della 31enne. Ancora troppi gli aspetti da chiarire. Sembra probabile che il corpo della donna sia stato gettato da questo ponticello nel canale della Vittoria, dove l'acqua è alta e la corrente forte, da qui trascinato fino al Piave dove è stato trovato. Ad assistere alla mamma di Anica l'avvocato Stefano Tigani dell'associazione Penelope. Da poco ha parlato con la famiglia della donna. È un momento difficile, noi naturalmente come associazione Penelope ci siamo e cercheremo di essere di supporto il più possibile all'autorità giudiziaria per scoprire la verità nei tempi più brevi possibile, ma sono sicuro insomma, che gli investigatori faranno un lavoro egregio come fanno sempre.
Continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce su quello che ormai è davvero un giallo. Si stanno sentendo tutte le persone vicine ad Anika, compreso l'ex marito, ora in Italia. E poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno controllando. Si scaverà su ogni movimento, sulla vita di Anika. Nulla rimarrà intentato, ogni ipotesi sarà vagliata con attenzione. Intanto si cercano il telefono e la borsa della 31enne. La mamma di Anika non si dà pace, le hanno strappato il bene più grande, la figlia. Ora vuole sapere perché. Assolutamente sì, ma questo è la cosa più importante e soprattutto averla il prima possibile, perché poi ci sarà il lutto da elaborare, ma credo sia quasi impossibile per una mamma elaborare un lutto così, per dei figli elaborare un lutto così, ma certamente farsi una ragione di quello che è successo col tempo spero li possa aiutare. Anika ha sempre fatto tutto per i 4 figli, il pensiero ora va proprio a loro. Certo, il problema della mamma bisognerà capire come farglielo elaborare, però quello dei figli è un grosso problema effettivamente. Cercheremo di dare supporto anche in questo e mi aspetto una collaborazione anche dell'autorità amministrativa in questo, perché è una situazione di grande difficoltà e di emergenza, anche perché sono 4 bimbi. La famiglia spera di sapere presto chi ha ucciso Anika, chi ha ucciso una mamma che ha lottato con tutte le sue forze per far crescere i figli, per non far mancare loro nulla. Incidente mortale in Alpago, la comunità di Pieve di Soligo piange la morte di Walter Lorenzon. La comunità di Pieve di Soligo è sotto shock per la morte di Walter Lorenzoni, il 56enne di Pieve di Soligo, morto in un tragico incidente stradale avvenuto in Alpago. L'uomo era in sella al suo scooter quando è finito fuori strada. Con lui nel sedile posteriore la moglie è rimasta ferita e trasportata all'ospedale San Martino di Belluno. La donna non è in pericolo di vita. La fuoriuscita forse causata dal fondo stradale bagnato. I familiari oggi sono partiti per andare a Belluno sul luogo della tragedia e per abbracciare la moglie della vittima. Walter era una persona solare, sempre disponibile ed attiva in paese e conosciuta nel mondo del calcio. Siamo davvero addolorati, spiegano dall'amministrazione comunale. Lavorava in un'azienda di mobili a Sernaglia della Battaglia. Oltre al calcio, gli piaceva fare dei giri in moto. A Solighetto, dove tutti conoscevano lui e la sua passione per le 2 ruote, non si parla d'altro. Moglie e marito, quando riuscivano a ritagliarsi del tempo, salivano sullo scooter e poi andavano via. Proprio come ieri, una gita decisa, voluta, qualche ora di relax, terminato in una tragedia. La data dei funerali non è ancora stata fissata. E grave incidente questa mattina a Motta di Livenza, un 31enne alla guida di un'auto ha travolto un 61enne di Treviso in sella alla sua Vespa. Il grave sinistro in prossimità della rotatoria con immissione su via Quartarezza. Lo schianto è stato violentissimo, le condizioni del 61enne, educatore professionale del Servizio Infanzia, Adolescenza, Famiglie e consultori dell'USL 2 sono apparse subito gravissime. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del SUEM e trasportato con l'elicottero a Treviso. Sul posto i carabinieri di Cessalto per i rilievi di legge. E cordoglio a Treviso per la morte a soli 56 anni di Michele Teso, dipendente dell'azienda di arredamenti Zanatta di Casiera. Teso, che era molto conosciuto nell'ambiente del ciclismo, si è spento oggi lasciando nel dolore la moglie Manola, le figlie Elena e Francesca, la mamma Giovanna e i fratelli. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Canizzano, dove mercoledì alle 17:30 sarà recitato il Santo Rosario. Davanti al Cafoncello il lancio della raccolta firme della CGIL per chiedere un piano straordinario di assunzioni nel settore pubblico, a cominciare dalla sanità. Siamo qui per l'ennesima raccolta firme per il personale della sanità, ma non solo per il personale sanità, perché stiamo chiedendo a livello nazionale, a livello regionale e quindi a livello locale un piano straordinario di assunzioni per il personale della sanità pubblica. Da Treviso la CGIL lancia per il Veneto la raccolta di adesioni direttamente dal territorio per sostenere un piano straordinario di assunzioni nel pubblico, sistema sanitario in primis, i cui organici carenti sono ormai sotto gli occhi dei cittadini. Anche nella provincia di Treviso il segno negli ultimi 10 anni è un segno meno rispetto al personale, alla ridistribuzione delle risorse che questa regione
ha messo in atto, sebbene l'anno del Covid e gli anni del Covid siano stati anni dove il personale in qualche modo è stato assunto. È chiaro che noi in questo momento stiamo chiedendo a questa ULSS di certificare in modo puntuale quali sono le mancanze. La situazione all'interno della nostra ASL sta divenendo pian piano sempre più critica perché siamo sempre di meno e abbiamo turni sempre più frustranti. L'ULSS proprio settimana scorsa ci ha convocato come organizzazioni sindacali per il piano ferie estivo del personale. Pensate che ci chiede 300.000 euro dai fondi dei lavoratori, cioè i fondi utilizzati per pagare la produttività, quindi risorse dei dipendenti, per riuscire a garantire dei turni supplementari al personale che rientra per garantire la possibilità ai colleghi di andare in ferie. Soldi che dovrebbero invece essere investiti in premi produzione, mobilità interna e così via. I dipendenti con i loro soldi devono garantire la tenuta del sistema. È una raccolta firme che servirà poi anche a sensibilizzare i politici e quindi non solo l'opinione pubblica ma anche i politici rispetto anche al numero che riusciremo a raccogliere, che non è detto che noi non consegneremo anche a chi ci governa dicendo guardate che il problema c'è ed è molto sentito dai cittadini. Il ministro Carlo Nordio oggi a Treviso è tornato sui temi della giustizia. Il mio obiettivo, ha detto, è dare piena attuazione al codice Vassalli. Nessuna preclusione invece per un tribunale della Pedemontana. Giuliano Vassalli, medaglia d'argento della Resistenza, aveva ideato un codice accusatorio che però è rimasto a metà e per l'altra metà è stato demolito dalla Corte Costituzionale e dagli interventi del legislatore, che lo hanno riportato a un livello quasi del vecchio codice Rocco mussoliniano. Bene, il mio intendimento fondamentale sarebbe quello di dare, ripeto, attuazione a quella che è una creatura, cioè un codice accusatorio liberale, voluta niente meno che uno dei padri fondatori della Repubblica, ripeto, eroe della Resistenza. Mentre Giorgia Meloni punta sul presidenzialismo e l'ala leghista sull'autonomia, per il guardasigilli trevigiano Carlo Nordio la vera scommessa è dare piena attuazione al codice di procedura penale. Una riforma del codice presuppone un tempo più lungo di alcune riforme invece più immediate che cercheremo di adottare in termini molto brevi e di cui in parte avete già parlato sui giornali, anche se ovviamente sarebbe improprio oggi pronunciarsi sul merito, che però vanno ovviamente in senso garantista. A Treviso, per un convegno promosso dal Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova, Nordio parla anche dell'ipotesi di un nuovo tribunale della Pedemontana a servizio dell'area bassanese e di parte della Marca occidentale. Noi abbiamo già detto alle Camere che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie è oggetto di uno studio molto attento che tenga conto di tutti i fattori favorevoli e contrari. In questo momento non abbiamo ovviamente nessuna decisione, stiamo ascoltando tutte le voci per trarre alla fine delle conclusioni, non abbiamo nessuna preclusione né in un senso o nell'altro. Aveva in macchina 30 grammi di hashish, 2 coltelli e un bilancino di precisione per la pesatura dello stupefacente. Questo è il materiale che una pattuglia dei carabinieri in servizio in via Feltrina a Montebelluna ha rinvenuto e sequestrato ad un automobilista in transito sottoposto a controllo. L'uomo, un 26enne di origini marocchine, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e porto di armi o oggetti atti ad offendere. E visita questa mattina a Treviso del generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale dei Carabinieri Vittorio Veneto con sede a Padova. Il generale, ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Massimo Ribaudo, a Palazzo Zuccareda in via Cornarotta, ha poi incontrato il procuratore della Repubblica Marco Martani, il prefetto di Treviso Angelo Sidoti e il sindaco Mario Conte. Il generale ha espresso la sua riconoscenza per il quotidiano impegno profuso dai militari in favore delle comunità trevigiane. Un buono spesa per chi decide di andare a lavoro a piedi o in bicicletta. Dal 1° giugno in 18 comuni della Marca trevigiana parte ufficialmente il progetto Bike to Work.
Non è facile mettere assieme 18 comuni in un qualcosa di così ambizioso e in un qualcosa di così virtuoso. Il valore aggiunto del progetto è proprio questo circolo virtuoso tra pubblico e privato, 18 comuni e 300.000 abitanti che si sono uniti per spingere un progetto di sostenibilità ambientale, sociale, ma soprattutto culturale, perché rappresenta davvero un cambio di marcia. Si chiama Bike to Work ed è l'iniziativa che a partire dal 1° giugno incentiverà con buoni pasto utilizzabili nei negozi aderenti del territorio tutti quei cittadini che decideranno di andare a lavorare a piedi o in bicicletta. Primo passo, scaricare l'app Ecoattivi. Per ogni chilometro senza auto vengono assegnati 20 punti che hanno un valore di 25 centesimi. Pallottoliera alla mano, accumulati 800 punti, quindi 40 chilometri percorsi, sarà emesso un buono spesa da 10 euro. Giornalmente si matura comunque un massimale, considerando una decina di chilometri percorsi, di 2,50 euro. Considerando con la bella stagione il fatto di andare a lavorare in bici, 20 giorni lavorativi in un mese, si arriva quindi a 50 euro al mese. Interessato è tutto il territorio dell'Ipa, ovvero Treviso, Breda, Carbonera, Casale, Casier, Mogliano, Monastier, Morgano, Paese Ponzano e ancora Povegliano, Preganziol, Quinto, Roncade, San Biagio, Silea, Spresiano e Villorba, tutti comuni che stanno collaborando anche su altri fronti. Per il riconfermato Mario Conte, prove generali per una grande Treviso. Ricordo che l'altro progetto che abbiamo presentato è un master plan da 150 km di piste ciclabili, un progetto da oltre 75 milioni di euro che oggi è sul tavolo della Regione, è sul tavolo dell'Unione Europea, perché stiamo ricercando i fondi. Credo che sia fondamentale lavorare in sinergia con i comuni limitrofi e quindi questo progetto è la prova tangibile che fare rete si può fare, si deve fare. È l'inizio anche di un stile nuovo, anche di un cambio di paradigma nel vedere il lavoro anche come sostentamento agli aspetti ambientali e quindi alla mobilità lenta. Quindi partiamo dal lavoro per riuscire anche a entrare tutti in una mentalità nuova. Noi a Breda abbiamo anche negli anni, grazie anche all'amministrazione precedente e noi che porteremo avanti, abbiamo investito molto sulle piste ciclabili, quindi insomma ci auguriamo che effettivamente ci sia un'adesione in massa. Oltre ai commercianti, il progetto è condiviso anche dal sindacato che rilancia. Dobbiamo sostenere questa iniziativa anche attraverso la contrattazione aziendale, credo sia un grande strumento di prospettiva per i lavoratori e per l'intero territorio. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Musica in corsia nel reparto di geriatria del Cafoncello di Treviso. Il piccolo pianista Antonio Pavan ha regalato un pomeriggio di gioia ed armonia agli anziani. Persi tra il dedalo di corridoi dell'ospedale Cafoncello di Treviso, arriviamo al reparto di geriatria seguendo la musica. Antonio Pavan, 9 anni, sta suonando per i degenti che riempiono il corridoio e, in silenzio assorti, ascoltano il piccolo diffondere le armonie che risuonano per tutto il reparto. Un'emozione importante che Antonio racconta così. Mi fa sentire molto bene, mi fa sentire molto felice. Dopo 3 anni di pausa forzata a causa del Covid, ha finalmente ripreso la rassegna musicale Viaggio nella musica, la medicina dello spirito, una manifestazione musicale nata nel 2018 e organizzata con la direzione generale e con l'ufficio relazioni col pubblico dell'EOS2 nell'ambito del programma di umanizzazione della medicina in ospedale. Un modo di curare i nostri pazienti in più, perché la musica appunto è cura dello spirito e anche del corpo. E questa è una grande occasione anche appunto per i nostri pazienti, perché parliamo in generale, la musica fa bene, ma qui parliamo di un vero talento trevigiano. Un momento di cura speciale, un'attenzione in più nei loro confronti. I pazienti ascoltano commossi, chi dalla propria camera, chi in prima fila per non perdersi nessuna nota. Un'emozione perché la musica ti porta oltre i problemi quotidiani, ti porta oltre ai problemi di salute, ti fa pensare veramente che stai bene, ecco, stai bene con te stesso e stai bene con gli altri. Quindi sì, è stato veramente un momento straordinario che vorremmo ovviamente ripetere. Portare l'armonia della musica dal vivo in un ambiente pieno di sofferenza, io credo non ci sia miglior cura di questo.
cultura, territorio, torna Generazione 2026, 3 giorni di eventi dedicati alle Olimpiadi. Migliaia gli studenti coinvolti. La percezione si diffonde certamente con le grandi comunicazioni che facciamo, ma soprattutto se i giovani se la prendono in carico, se si sentono addosso quella maglietta che fa vestire all'Italia la portabandiera degli sport invernali e delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Il successo delle Olimpiadi 2026 dipenderà dal grado di coinvolgimento delle nuove generazioni. Proprio per questo Regione e Camera di Commercio guardano la 3 giorni che dall'8 al 10 giugno porterà a Treviso, Belluno e ovviamente Cortina migliaia di giovani per una serie di workshop, eventi, mostre a tema olimpico. Generazione 2026, il titolo del progetto giunto alla sua seconda edizione, oltre 10.000 gli studenti coinvolti sul territorio regionale, una sfida sportiva, culturale ma anche lavorativa fatta di opportunità concrete. Sono nuove professionalità, questo serve a avvicinare i giovani al mondo del lavoro, al mondo della produzione. Siamo un territorio dove abbiamo tantissimi distretti, dall'agroalimentare allo sport assisting, alla meccanica, eccetera. Però questi giovani bisogna farli assaporare il valore dell'impresa, come si produce un prodotto, qual è il valore del prodotto, in un contesto come quello nostro dove abbiamo delle bellezze che tutti ci invidiano, dalle Dolomiti alle colline del Prosecco, alle ville venete, potremmo continuare. Avremo la necessità di avere tanti volontari che potranno fare questa bella esperienza. Io immaginerei anche veramente un premio, nel senso che quell'evento, partecipare a quegli eventi dovrebbe essere un premio per un buon lavoro fatto, ed è per questo che stiamo facendo sì che nelle scuole ci sia questa consapevolezza molto diffusa. L'Italia ha questa opportunità nella sua storia, dopo Cortina, Roma e Torino, quindi o la va o la spacca, bisogna buttarsi tutti con entusiasmo e i tempi sono stretti. Ricordatevi che 6 febbraio 2026 è domani. Apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Pioggia, vento, grandine, durato più di un'ora. Il nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito il capoluogo, in particolar modo la zona della Veneggia, allagato l'ingrosso ortofrutticolo, la prealpina, l'acqua ha invaso il magazzino e gli uffici, danni ingenti ancora da quantificare. Un 20 centimetri buoni d'acqua in magazzino. I problemi più grandi sono stati, a parte l'allagamento totale di tutto il magazzino, e i problemi più grandi sono stati nell'ufficio, perché tra i computer, le stampanti e vario materiale è stato cestinato tutto praticamente. La conta dei danni non ancora quantificati si presume ingente. All'ingrosso ortofrutticolo, la prealpina, la Veneggia, l'acqua è arrivata violenta quanto improvvisa, al punto da sorprendere un automobilista che si è trovato con la vettura praticamente sommersa. Immagini così non si erano viste neppure durante la tempesta Vaia. La cella temporalesca ha interessato il capoluogo e solo una porzione di territorio in destra Piave. Questa è la grandine caduta in grandissima quantità ieri durante il violento nubifragio che si è abbattuto soprattutto in questa particolare zona di Belluno. Alla prealpina l'allarme è scattato immediatamente, l'intervento in forze anche dei dipendenti ha scongiurato il peggio. Ci mostra fin dove è arrivata l'acqua, perché noi da fuori l'abbiamo vista. L'altezza del battiscopa, sì, 20 centimetri buoni. Qualche decina di metri sopra una piccola voragine si è aperta sull'asfalto della strada che immette in via Vittorio Veneto. Di fronte il centro commerciale, dove si sono verificati allagamenti sia al piano interrato che nel negozio di calzature Pittarosso. Così non era mai capitato. Come vedete ci sono i soffitti con le piastrelle mancanti che sono state tolte perché erano bombe d'acqua. Le condizioni meteo resteranno variabili per quasi tutta la settimana. L'ARPAV prevede mattine soleggiate e pomeriggi condizionati da rovesci e temporali. E sono stati una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco impegnati per smottamenti, frane e allagamenti.
Il violento nubifragio di ieri pomeriggio in città ha causato danni diffusi in larga parte del comune di Belluno, nei quartieri di Bolzano Bellunese, Cavarzano e Sopracroda. La cella temporalesca che ha scaricato 51 mm d'acqua in mezz'ora si è manifestata attorno alle 15:30 con forte vento, pioggia a scrosci e grandine. Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco, 27 per straripamenti di ruscelli e smottamenti, 4 per alberi o rami pericolanti, 3 per ostacolo su sede stradale, 2 per lamiere e guaine pericolanti, 1 per soccorso a persona nel lago del Mis e 1 per recupero di un'auto sommersa dall'acqua. Il nubifragio ha causato danni alle linee aeree e al palasport per un albero caduto su cavi elettrici e un nuovo smottamento in via San Francesco, zona già nota per eventi simili negli anni scorsi. Infiltrazioni d'acqua hanno interessato il negozio di calzature Pittarosso al centro commerciale Venegge e al supermercato Eurospin in via Neri. Allagati garage e palestra dell'Istituto Agosti a Baldeniche e un garage scantinato in via La Rivetta con 2 auto sommerse. Gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno sono proseguiti fino alla tarda serata di ieri. E sono partiti in questi giorni i lavori di messa in sicurezza della frana di Revissa, l'Ozzo di Cadore, un intervento complesso da 2,5 milioni di euro derivanti per lo più dai fondi VAIA. È stata proprio VAIA ad assestare il primo colpo alla frana di Revissa, pur se il primo intervento nella zona risale a 30 anni fa. Oggi il progetto si propone di riprofilare la frana abbassando il pendio, successivamente di creare un deposito per lo stoccaggio del materiale. In questi mesi la provincia ha definito nel dettaglio l'intervento e ha contattato tutti i proprietari dei terreni da sottoporre a disboscamento e taglio piante. Il lavoro è complesso, afferma il consigliere delegato Mattia Gosetti, spiegando che l'intervento è funzionale a ridurre il rischio geologico in un paese che da tempo deve fare i conti con questo importante dissesto. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Fa fatica ad imporsi l'anticiclone. Il tempo sarà buono, ma non mancherà una locale instabilità. Vediamo il dettaglio di martedì 30 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Poi nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montane, dove la probabilità di precipitazioni sarà in aumento, come detto nel corso del pomeriggio. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane saranno possibili locali temporali sui rilievi, altrove prevarrà il sereno. Temperature minime comprese tra 16 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampi spazi soleggiati al mattino, a seguire annuvolamenti e rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.